visto il video, infatti. Allora, è importante appunto quello che ha detto, la collaborazione, la sinergia anche tra le categorie produttive, diceva il Presidente Betto. Voglio passare la parola nuovamente al Presidente dell'ANBI. Ci sono boschi nei canali, ma quali manutenzioni vengono fatte? Ma l'ultima volta che avete scavato il letto dei fiumi, quando è stato? Ormai sono dei fossi. Presidente, ecco qua la patata bollente, e poi arriviamo anche verso valle, perché lei dice c'è un problema, perché poi il rischio che tutti questi tronchi arrivino fino alla foce del Po e lì si blocchino, ne parlavamo un po' anche prima fuori onda. Rispondiamo al messaggio e poi... I signori hanno perfettamente ragione, nel senso che i corsi d'acqua, quelli piccoli vengono manutentati e gli alberi vengono anche allevati con molte difficoltà, bisogna dire la verità, con grandissime difficoltà dal punto di vista burocratico. Ecco, lo sottolineo burocratico, perché a volte sembra che ci sia inefficienza, perché noi non siamo a contezza delle norme, degli impedimenti. Parlava l'assessore di una legge nazionale, quindi non è la regione o il consorzio, ma sono normative nazionali che impediscono sono le normative nazionali che ci impediscono, nei grandi fiumi soprattutto, anche nei piccoli, nei grandi fiumi, di intervenire. Sono alberi che nascono da un anno all'altro, se tu non vai a levarli, a fare le normali manutenzioni, se li tagli e li porti via, questi creano una serie di problemi. Sono, tra parentesi, alberi che non hanno nessun tipo di valore dal punto di vista proprio di mercato, però poi quando arriva la piena e ti arriva un muro d'acqua di 11 metri, questi alberi vengono sradicati, vanno ad intasare i ponti, per cui c'è un grande lavoro di togliere questi alberi dai ponti e poi vanno a mare. E poi nel mare vanno nelle spiagge, dobbiamo raccogliere e smaltirli, quindi questi diventano un costo perenne, cioè costo prima, costo dopo, costo durante. Quindi io spero che queste situazioni facciano capire che si deve trovare una norma chiara, che accontenti un po' tutti, passatemi sto termine, che poi c'è qualcuno invece che li vuole vedere questi alberi, ma per carità gli alberi sono belli da vedere, ma forse come le case sono belle da vedere ma nei posti sicuri, anche gli alberi sono belli da vedere ma nei posti dove poi non creano problemi, perché poi se questa manutenzione non è possibile fare e questi alberi vanno a mare, abbiamo dei costi che la collettività si deve sobbarcare. Però in questo caso qui abbiamo avuto un disboscamento per un evento eccezionale. No, ma io non parlo del disboscamento in montagna, parlo degli disboscamenti negli alvei dei fiumi. I fiumi devono essere, a mio avviso, puliti e gli alberi devono essere tolti, perché poi questi alberi, ripeto, l'eccezionalità succede ogni 20 anni, ma lei pensi che se il prossimo evento di questo genere, io mi auguro non accada più, ma accadesse fra 20 anni e non si fa nulla per togliere gli alberi, tra 20 anni avremo degli alberi di una certa dimensione e che creeranno notevoli problemi. Ripeto, alberi non di pregio, alberi che non hanno nessun tipo di valore dal punto di vista né paesaggistico e nemmeno dal punto di vista adesso economico. Fatto attività di prevenzione, appunto la regione si è attivata e voi consorzi vi siete mossi eccetera, che cosa c'è da fare a parte cercare di smaltire il più possibile quelli che sono i tronchi che arriveranno a valle? Un attimo solo, nonostante i disagi eccezionali che sono avvenuti, sono orgogliosa di essere veneto per la macchina del volontariato che è partita. Viva il Veneto! Lo sono orgoglioso anche io, quindi ecco. con il messaggio. Che cosa farete? Quindi che opere sono necessarie adesso compatibilmente con i finanziamenti che dovrebbero arrivare, quindi anche insomma, la conferenza delle regioni a livello nazionale stanzia dei finanziamenti, e quindi cosa è importante fare? Ma credo che si debba continuare quel lavoro che in questo periodo si è fatto, cioè la prevenzione, quindi in questi giorni stiamo mappando assieme ai Genii Civili in tutto il Veneto l'effettivo... In modo scientifico, come diceva l'assessore. Sì, in modo molto scientifico, dove sono arrivati i livelli di piena, per poter poi calcolare rispetto ai livelli di piena le portate, per poi andare a trovare quelle soluzioni in prevenzione, quindi bacini di laminazione, casse di espansione oppure rialzamento degli argini, tale che ci consentano che la prossima volta, se viene ancora più importante come livello, di riuscire a superarla, perché ripeto, a questi limiti non c'è limite, anche in virtù del fatto che ci sono dei cambiamenti climatici ormai insindacabili. Insomma, oggi il 5 di novembre avere 20 gradi a mezzogiorno credo che non sia una cosa da tutti i giorni. Sarà anche un dato oggettivo, ci sarà anche la primavera di San Martino in arrivo, però 20 gradi, ma è tutto un periodo. Cioè non dimentichiamoci, fino all'altro giorno eravamo in emergenza siccità, non c'era acqua, improvvisamente ne abbiamo avuta in modo diverso, ne abbiamo avuto tutto in un momento. Solo una piccola cosa, la collaborazione che stiamo portando avanti credo sia importantissima. L'ultima, abbiamo appunto 10 giorni fa assieme all'assessore
fatto una cosa, qui stiamo parlando di acqua in più, ma ricordo che la bonifica, i sistemi di consorzi di bonifica hanno anche l'altra funzione, quella di irrigare. Ci siamo portati a casa 160 milioni di euro dallo Stato per opere irrigue. Questo serve per dare vita, per dare fiducia a un territorio, per creare lavoro e dare opportunità al mondo agricolo, ma non solo al mondo agricolo, ma a un territorio di essere presente nelle varie situazioni e poi di fare da sentinella, come si diceva prima. Battuta di chiusura, Presidente, battuta di chiusura poi l'assessore. Chiusura. L'agricoltura, quindi siamo convintissimi che sia la categoria ufficialmente incaricata per contribuire alla prevenzione di questi allarmi, con le sue opere anche agronomiche. Penso al consumo del suolo, penso al calpestamento, penso all'integrazione di sostanza organica, quindi creare anche terreni permeabili, quindi recettivi dal punto di vista, in questi casi, eccezionali, ma soprattutto auspico una cosa, che con la bonifica e con la politica e le istituzioni si riesca anche a instaurare dei rapporti con le istituzioni locali, cioè con i comuni, in modo tale, dove ci sono dei problemi per la sistemazione di alcuni canali, cioè di una rete vera e propria anche dal punto di vista fluviale dei canali privati, con alcune ordinanze non si ovvia il problema della ripulizia di questi canali, che a nostro avviso potrebbe essere veramente più produttivo per l'agricoltore, perché in caso ci sia un certo drenaggio, una certa velocità e quindi non ci siano ristagni d'acqua, ma che servano a comunicare con i canali gestiti anche dalle bonifiche o dai demani o dalle regioni, in modo tale che un lavoro così in un'economia circolare sia sostenibile e utile per tutti. Questo è molto importante, Assessore. Giusto per salutare tutti, io colgo anche prima il messaggio del telespettatore che dice che sono orgoglioso di essere veneto. Sì, effettivamente noi dobbiamo ringraziare tutta la macchina che è stata messa in campo in questi giorni per la sicurezza del territorio, quindi primis il nostro Presidente Luca Zaia con la sua Bottacci, la Protezione Civile, tutti i volontari che si sono prestati, perché se abbiamo una fortuna nel nostro Veneto è che abbiamo un volontariato eccezionale, quindi sono stati tutti presenti, anzi ne avevamo in sovrabbondanza, che ci hanno dato veramente una mano e stanno dando una mano a queste popolazioni, a questi veneti che sono stati colpiti da questi tragici eventi. Quindi stiamo ancora vicino a queste popolazioni, soprattutto quelle della nostra montagna, perché senza la nostra montagna non sarebbe neanche poi non ci sarebbe neanche la nostra pianura, non ci saremmo neanche noi, perché noi dobbiamo stare vicino a loro, aiutarli, cercare di comprendere la loro fragilità territoriale e quindi di dare una mano che noi come enti stiamo dando. Abbiamo messo in campo tantissime forze, tantissime opere e anche contribuzioni. Adesso abbiamo chiesto anche al governo che queste popolazioni siano esentate dal pagamento delle tasse e vediamo, spero che venga preso un provvedimento. Ci sia un decreto nei prossimi giorni. Diciamo che c'è tanto da fare ancora per la messa in sicurezza del territorio e dobbiamo tutti, parlo anche per i privati, cambiare mentalità. Cerchiamo di tenere puliti i nostri fossati, di non tombinare le rogge, di non comunque anche creare nel nostro piccolo dei problemi dove magari prima non c'erano. Con questo quello che c'è un'operazione trasversale. È proprio una sinergia totale, visto le opere che sono comunque state messe in campo dalla nostra regione. Grazie mille. Solo una breve voglio ringraziare anch'io tutti quanti, in principal modo io devo ringraziare i miei dipendenti del sistema della bonifica in Veneto, 1300 dipendenti che in quei giorni hanno fatto notti insonne a guardare i fiumi e a dare una mano a tutti. Poi in aggiunta, in questi ultimi 2 o 3 giorni sono partiti a fare volontariato come consorzio di bonifica nelle aree, quindi un grande grazie a tutti i dipendenti del mondo della bonifica. Infatti hai fatto bene a dirlo, perché dietro le quinte è fondamentale e a volte non ci sono delle catastrofi di portata enorme, proprio perché c'è tutto un lavoro che viene fatto nella premessa a monte e poi naturalmente con l'intervento diciamo congiunto di più forze anche da parte di privati oltre che del pubblico. 45 500 è il numero per quanto riguarda il contributo, c'è un conto corrente che è stato aperto dalla Regione del Veneto. Se entrate nella home page della Regione del Veneto c'è, penso anche quello delle associazioni poi coinvolte di categorie, comunque lo trovate, ed è importante appunto dare un aiuto. Poi naturalmente vi aggiorneremo sulla situazione, sui lavori in corso di ripristino e voi naturalmente segnalateci le eventuali problematiche e mandate i vostri messaggi. Grazie ai nostri ospiti di essere stati qui con noi, grazie a voi di aver partecipato, buona giornata.
Grazie altrettanto.